furti e risse, i carabinieri di Dolo hanno sgominato una baby gang che agiva da mesi in zona. 14enni usavano il coltello. Il sindaco ha cercato in vari modi di farli desistere. Servono azioni da parte di tutti. Incidente nel pomeriggio in A4 tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Ci sono un morto e 4 feriti nello scontro tra un'auto e un pulmino, traffico in tilt. La vittima un operaio pakistano di 50 anni. Nuove accuse per Stefano Pellegrini di Solesino, già indagato per aver lanciato dell'acido contro l'ex moglie. Lui si difende, ma i carabinieri acquisiscono i tanti messaggi alla ex. Ucciso per uno scambio di persona. Dopo 30 anni la procura riapre il caso di Matteo Toffanin. Il vero obiettivo del killer sarebbe stato un uomo di felice maniero. Doccia gelata al tavolo dell'unità di crisi regionale convocato per fare il punto sulla situazione della Safilo di Longarone. L'azienda ha confermato la non strategicità del sito. Non piove e l'aria è sempre più inquinata. Giovedì e venerdì a Padova, semaforo rosso per quasi tutti i mezzi a gasolio, limitazioni anche a Treviso. Un successo, proprio il Carnevale di Treviso. Alle 100.000 persone presenti in città si sommano oltre 175.000 telespettatori sintonizzati su Antenna 3 per la nostra diretta. Buonasera in diretta, eccoci con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla cronaca e dalle violenze, i furti e le risse che vengono contestati a una baby gang che agiva nella zona di Dolo da mesi e che i carabinieri hanno sgominato. Il sindaco dice: ho cercato in vari modi di farli desistere, ma servono azioni da parte di tutti. Dopo mesi di indagini mirate e segnalazioni frequenti da parte dei residenti, i carabinieri di Dolo hanno denunciato 10 minorenni alla procura di Venezia. Violenza privata, furto, rissa, lesioni personali, danneggiamenti, ricettazione e disturbo della quiete pubblica. Sono i reati di cui si sarebbe resa responsabile la baby gang formata da ragazzini tra i 14 e i 19 anni che avrebbero agito tra aprile e novembre 2022. Un furto in un supermercato, danneggiamento di un'auto, furto di oggettistica varia al Luna Park della Sagra Paesana, oltre 3 ciclomotori parcheggiati nei pressi delle scuole. Anche molti istituti scolastici sono stati presi di mira dalla baby gang che, oltre a essersi resa protagonista di risse, ha provocato danneggiamenti sia nelle aree esterne sia in quelle interne, prendendo di mira le tastiere dei computer o le macchinette del caffè. Ancora, la notte di Halloween avrebbero rubato materassi da un deposito rifiuti dell'ospedale con l'obiettivo di crearsi una specie di bivacco. Ragazzi conosciuti che lo stesso sindaco ha più volte cercato di far desistere. Abbiamo messo in campo tutte le forze possibili, dai servizi sociali alle associazioni sportive, ma di fondo c'è una incapacità di porsi di questi ragazzi in dialogo con l'autorità, che in parte un po' anche si rifiuta, ma nel momento in cui, come ho fatto all'inizio, li ho portati addirittura nella sala del Consiglio Comunale per far capire che si deve entrare dentro e ciascuno deve fare la propria parte, a cominciare anche da chi è alle scuole medie piuttosto che superiori. Siamo quindi ad un giro di boa pesante, mi rendo conto, ma che deve spronarci tutti a riposizionarci anche in un ruolo collettivo, comunitario, formativo, dove anche non aver più paura di dire: guarda che questo non lo puoi fare per questi motivi, sappi che se sbagli paghi. E si trovano ora agli arresti domiciliari i 2 ragazzi maggiorenni che sabato scorso, insieme a un minorenne di appena 15 anni, hanno sequestrato, picchiato e rapinato un impiegato 50enne nella Castellana trevigiana. Il capo della procura di Treviso Martani dice: è un fatto di grande allarme sociale. Lo ha adescato in un sito per incontri sessuali. Per giorni hanno chattato fino a sabato scorso, quando gli ha dato appuntamento a Vedelago. È stato proprio il 15enne che ha parlato con la vittima, la quale sembra ignorasse l'età del giovane. Un piano architettato nei minimi dettagli. L'impiegato ha parcheggiato poco distante al casolare, poi quando è entrato è scattata la trappola. Dentro, ad attenderlo, c'erano i 2 maggiorenni che lo hanno stordito con il taser, picchiato a sangue e legato mani e piedi con il nastro adesivo sulla bocca. È veramente molto triste e preoccupante vedere come ragazzi così giovani, che non vengono da un ambiente delinquenziale ma sono ragazzi comuni del territorio di Treviso, abbiano potuto escogitare
un piano criminoso così sconvolgente, così preoccupante e pericoloso. In queste ore gli inquirenti stanno ricostruendo il piano criminale e stanno indagando per verificare se questa non fosse la loro prima vittima. Non abbiamo motivi né per escluderlo, neanche per confermare che ci siano precedenti casi. Indubbiamente la pubblicità che ha avuto questo episodio potrebbe indurre eventuali vittime di precedenti episodi, se ci sono stati, a venire allo scoperto e denunciarli. Certo è che i tre aguzzini facevano leva sulla vergogna delle vittime e quindi sulla loro omertà. Sotto sequestro anche i telefoni dei tre ragazzi che potrebbero fornire elementi importanti proprio su questo aspetto. Tutti e tre rispondono di sequestro di persona e rapina aggravata. La responsabilità è di tutti, perché per il principio del concorso nel reato che c'è nel nostro ordinamento, quando più persone collaborano, seppure con ruoli diversi, a compiere un reato, rispondono tutti quanti del fatto intero. Fra i tre, 19, 20 e 15 anni, sarebbe proprio il minorenne la mente della banda. Durante il blitz i carabinieri hanno prima fermato il 19enne che in bici stava andando a prelevare i soldi dal bancomat dopo aver estorto con violenza il codice PIN alla vittima. Poi hanno fatto irruzione nel casolare, dove gli altri due tenevano sotto controllo l'impiegato legato e disteso a terra. A segnalare che cadeva qualcosa di anomalo nel casolare alcuni cittadini. Immediato l'intervento dei militari dell'Arma. È stato veramente importantissimo sì il controllo sociale del territorio, perché chi ha segnalato la situazione sospetta ai carabinieri è sicuramente un cittadino meritevole, e poi anche i carabinieri che hanno saputo intervenire con tempestività e professionalità e stroncare questo episodio praticamente prima che potesse arrivare a conseguenze peggiori, liberando la vittima. È una storia di calci e botte tra minorenni, arriva anche da Vicenza. Le immagini della zuffa in un parcheggio della città sono diventate virali sui social. Una mega rissa tra adolescenti in pieno giorno, senza che nessun adulto intervenga. Queste sono solo alcune foto e spezzoni video che, pubblicate e diventate virali nei social, testimoniano quanto è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale della città. Minorenni, una cinquantina, che si danno appuntamento per picchiarsi ed altri incaricati a documentare tutto. È l'ultima frontiera del divertimento e della trasgressione che sta prendendo piede a Vicenza. Un segnale inquietante che pone a tutti, non solo agli educatori, la necessità di dare risposte concrete al disagio giovanile crescente che si manifesta sempre più spesso anche così. Ora veniamo all'incidente in autostrada di cui avete sentito accennare nei titoli. Un operaio pakistano di 50 anni è morto e un italiano è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio lungo la A4 Venezia-Milano tra Somma Campagna e Peschiera del Garda, lungo la carreggiata in direzione Milano. Sono rimaste coinvolte nello scontro un'auto e un pulmino che trasportava lavoratori stranieri, uno dei quali, come detto, è morto per i traumi riportati. 3 feriti, ma in maniera non grave, sono stati trasportati in ospedale a Peschiera. È stato invece trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento il conducente della macchina, come detto un italiano. Il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, code si sono formate anche nella carreggiata opposta per i rallentamenti provocati dai curiosi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e la polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco. Ora nel Padovano, nuove accuse per Stefano Pellegrini, l'uomo di Solesino, già indagato per aver lanciato dell'acido contro la sua ex moglie. Questa è l'accusa che viene ipotizzata a suo carico. Lui si difende, ma i carabinieri acquisiscono i tanti messaggi inviati all'ex compagna. Mi dispiace, non posso parlare, ma non perché non voglio, per cosa, ma... ripeto, la sua domanda dispiace moltissimo. Spero lei stia bene, perché sicuramente mi odia, perché lei pensa che possa essere stato io, quindi io le auguro che stia bene, basta. Lei è innocente? Penso che sia non logico, ma una cosa del genere. Era a casa giovedì sera? Sì, era a casa.
Continua a professarsi innocente Stefano Pellegrini, ma in queste ore si aggiunge anche l'accusa di stalking. Il 58enne di Solesino è indagato per lesioni personali, sospettato numero 1 di aver lanciato dell'acido contro la sua ex moglie. Per lui l'accusa di tentato sfregio contemplato nel codice rosso che tutela le vittime di violenza di genere. I carabinieri però, dopo aver ascoltato i racconti della donna ferita, hanno aggiunto anche il reato di atti persecutori. Controllati i numerosi messaggi ritrovati nel cellulare dell'uomo indirizzati all'ex moglie con toni duri e provocatori. Pellegrini ammette che in passato c'erano state delle conflittualità, ma mai lo stalking. Respinge le accuse di aver seguito la donna. I carabinieri stanno anche indagando sul grave episodio avvenuto la notte tra il 21 e il 22 gennaio, quando l'auto della 52enne è stata bruciata nel parcheggio di casa. La donna, ascoltata a lungo dai carabinieri, dice di aver riconosciuto il suo aggressore, che era tutto vestito di nero e col volto coperto, ma lei lo ha riconosciuto dalla camminata. E poi ci sono le accuse pesanti di uno dei figli della coppia, che ha chiamato il papà puntando il dito contro di lui subito dopo l'aggressione. Vuole dire qualcosa a suo figlio? Che stia tranquillo. Ha fiducia nella giustizia, le chiedo solo. Spero di sì. Spero di sì. Stefano Pellegrini continua a ripetere che la sera dell'aggressione all'ex moglie, avvenuta giovedì 16 febbraio a Sant'Elena sotto casa di lei, era nella sua abitazione di Solesino insieme all'anziana madre a guardare la televisione. Il suo alibi è stato confermato dall'87enne. Intanto si attendono i risultati delle analisi del RIS di Parma sui tamponi effettuati per individuare la sostanza corrosiva usata per l'aggressione. Ucciso per uno scambio di persona, dopo 30 anni la Procura di Padova riapre il caso di Matteo Toffanin. 2 persone iscritte nel registro degli indagati. La Procura di Padova ha riaperto il caso dell'omicidio di Matteo Toffanin, ucciso a 23 anni la sera del 3 maggio del 1992 in via Tassoni alla Guizza, mentre rincasava dal mare con la fidanzata, anche lei ferita nell'agguato. Da sempre si sosteneva che il giovane fosse stato ucciso per uno scambio di persona. Aveva la stessa macchina di un pregiudicato che viveva proprio davanti all'abitazione della fidanzata Cristina Marcadella. La donna in tutti questi anni, insieme alla famiglia Toffanin, ha sempre chiesto giustizia per Matteo, visto che all'epoca, dopo le indagini preliminari, il procedimento a carico di ignoti venne chiuso. 6 anni fa, in occasione del 25° anniversario della morte di Matteo Toffanin, in un'intervista ai nostri microfoni, Cristina Marcadella chiedeva proprio la riapertura dell'indagine. Io né lui avevamo niente a che fare con la malavita o la mafia. Quindi ho deciso di intraprendere questo cammino perché se ne parli o se ne riparli e perché eventualmente vengano anche riaperte le indagini. Oggi gli investigatori stanno nuovamente seguendo la pista dello scambio di persona e proprio in queste ore il pubblico ministero sentirà quella che si ritiene essere la vittima designata dell'azione del killer, Marino Bonaldo, 70 anni, pregiudicato, sospettato di essere stato all'epoca in affari con la banda di Felice Maniero, sia nel traffico di droga che nelle rapine. All'origine dell'agguato ci sarebbe stata proprio una partita di droga mai pagata. I 2 possibili assassini di Toffanin sono 2 padovani, entrambi sono indagati per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Gli investigatori sono arrivati a loro grazie a nuove testimonianze raccolte. Nei giorni scorsi anche la fidanzata, che per tutto questo tempo non si è mai arresa, è stata nuovamente sentita dai magistrati. E domani pomeriggio invece a Fellette si terranno i funerali di Angelo Zen. La famiglia, sempre chiusa nel dolore, oggi ha diffuso una nota attraverso il comune di Romano. A poche ore dal funerale di Angelo Zen interviene la famiglia del tecnico orafo rimasto vittima del tremendo terremoto in Turchia e Siria. Esprimiamo gratitudine e riconoscenza a tutti coloro che in questi giorni di attesa e dolore hanno fatto sentire personalmente, per iscritto nei momenti di preghiera, la loro vicinanza e il loro sostegno, si legge nel messaggio dei familiari di Zen. La sofferenza che ha colpito la nostra famiglia, scrivono ancora, si somma al dramma che le popolazioni turche e siriane continuano a vivere. L'incredulità, la speranza e l'attesa hanno reso questi giorni un tempo sospeso. Sono stati giorni effettivamente di sofferenza e di raccoglimento per la famiglia e anche per molti all'interno della nostra comunità, e di conseguenza il loro messaggio va anche a diffondere un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e che sono stati vicini in queste settimane di attesa
da loro viene definito proprio tempo sospeso. È stato un tempo sospeso anche per noi, per le istituzioni, per tutti coloro che hanno cercato di infondere speranza fin tanto che è stato possibile e di dare anche il supporto necessario quando è arrivata la triste notizia. I funerali di Angelo Zen si terranno domani alle 15 nella chiesa di Fellette, il paese d'origine della famiglia Zen. Abbiamo avuto informazioni dalla Farnesina che parteciperà il responsabile dell'unità di crisi, Nicola Minasio, che è stata la persona che in queste settimane è sempre stata in contatto con la famiglia proprio per aggiornarli e dare l'ufficialità rispetto a quelle che erano gli accadimenti in Turchia. Avremo anche una rappresentanza della regione e ci saranno evidentemente il sottoscritto e il sindaco di Martellago. Zen da qualche anno infatti viveva a Merne di Martellago, ma ha sempre mantenuto un forte legame con Romano De Zelino, dove ancora risiedono i figli e i parenti. Le due comunità domani si stringeranno alla famiglia per l'ultimo saluto all'imprenditore che ha perso la vita sotto le macerie dell'hotel crollato in Turchia. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, un piccolo break, a tra poco. Di nuovo in studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dalla crisi Safilo, perché è arrivata una doccia gelata al tavolo dell'unità di crisi regionale. L'azienda ha confermato che lo storico sito non sarebbe strategico. Ore contate per la Safilo di Longarone, l'azienda convocata al tavolo dell'unità di crisi regionale dall'assessora al lavoro Elena Donazzana ha confermato la non strategicità dello storico sito industriale e sul disimpegno della proprietà pare non ci siano più dubbi. L'azienda ha illustrato la fase di ricerca avviata per esplorare soluzioni alternative. L'advisor ha dichiarato la concreta probabilità dell'acquisizione del sito da parte di importanti operatori del settore dell'occhialeria. Abbiamo, come dire, detto a chiare note, innanzitutto che rigettiamo completamente l'impianto, va bene, che in qualche modo l'azienda ci sta proponendo, perché è evidente che è un'azienda che fattura 1 miliardo di euro di fatturato e più di 100 milioni di utili, quindi non sta portando i libri in tribunale. Dura la presa di posizione dei rappresentanti sindacali regionali di CGIL, CISL, UIL della categoria, che respingono al mittente la posizione aziendale a fronte degli impegni presi al Ministero dello Sviluppo nel 2019, l'anno del sacrificio di 500 lavoratori. Da lì in poi per lo stabilimento di Longarone era stato disegnato un futuro di certezze miseramente abbattute da un piano eccentrico, come l'ha definito ieri ai nostri microfoni Maurizio Castro. In una nota i sindacati ritengono che ogni possibile operazione industriale non può prescindere dal mantenimento del numero attuale dei dipendenti e dalla difesa delle loro professionalità. Noi chiediamo che in qualunque caso il saldo occupazionale deve essere zero, cioè non uno di meno. Venerdì prossimo a Longarone sono programmate le assemblee sindacali, dopodiché il coordinamento regionale Safilo si riunirà per assumere le iniziative conseguenti. L'unità di crisi regionale ha convocato un nuovo incontro di approfondimento fra 15 giorni. La regione, fa sapere l'assessora Donazzana, è in stretto contatto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'obiettivo, dichiara Donazzana, è la continuità produttiva dello stabilimento di Longarone e la salvaguardia di tutti i lavoratori. Ora parliamo di smog. Da domani semaforo rosso a Padova per quasi tutti i mezzi a gasolio e limitazioni anche a Treviso. Dopo 10 giorni consecutivi di superamento dei valori del PM10 nell'aria, pari a 50 microgrammi per metro cubo, a Padova torna il secondo livello di allerta, il semaforo rosso per la circolazione degli automezzi. Giovedì 23 e venerdì 24 è vietata la circolazione di autoveicoli per il trasporto persone e merci a benzina Euro 0, 1 e 2, di autoveicoli trasporto persone alimentati a gasolio da Euro 0 fino a Euro 5 compresa, di autoveicoli per il trasporto merci a gasolio da Euro 0 a Euro 4 e solo dalle 8.30 alle 12.30 anche gli Euro 5. Confermato lo stop ai motoveicoli e ai ciclomotori Euro 0 e Euro 1. Le limitazioni vengono applicate dalle 8.30 alle 18.30. C'è un lungo elenco di strade cittadine dove si potrà circolare, in attesa del prossimo bollettino ARPAV sulla qualità dell'aria, che verrà emanato venerdì 24 febbraio. Bilancio impegnativo, quello relativo all'attività 2022 per il soccorso alpino e speleologico del Veneto.
Secondo me è un problema grosso, anche perché parliamo di un problema relativamente poco costoso. 30 euro credo che possiamo permettercelo tutti, insomma. La mancata copertura assicurativa delle persone soccorse è una delle questioni che trova ampio spazio nella statistica dell'attività svolta dal Soccorso Alpino Veneto. Lo ha sottolineato con forza il presidente Rodolfo Selenati durante la presentazione della relazione 2022 per ribadire la necessità di diminuire i rilevanti costi sociali che comportano gli interventi di soccorso in montagna. La delibera della Regione Veneto del 14 novembre 2011 parla chiaro e stabilisce la compartecipazione alla spesa sanitaria richiesta per il recupero di persone illese di chi pratica sport ad alto rischio di soccorso. Il numero di fatture emesse lo scorso anno è aumentato, se è vero che su 1.333 persone soccorse 569 erano illese. La causa principale degli incidenti in montagna è rappresentata dalla caduta, ma a seguire ci sono malori per scarsa preparazione fisica, perdita di orientamento, incapacità e ritardi. Partire tardi significa arrivare anche tardi. In montagna il meteo cambia in modo repentino e quindi se non abbiamo l'attrezzatura con noi potrebbe diventare un vero problema. Mettere la testa nello zaino, insomma, per evitare di andare incontro all'imponderabile, guardando e valutando con aspetto critico il bollettino dinamico dell'ARPAV prima di affrontare l'escursione. Curate molto la gita, valutate molto bene il sentiero e soprattutto tariamola sulla persona meno ambiente, quindi sui nostri figli, sulle persone che hanno meno capacità. Un vero e proprio esercito di angeli, quello del soccorso alpino, 750 i volontari in Veneto, 500 nella sola provincia di Belluno, che di diritto sono parte attiva del sistema dell'emergenza sanitaria, hanno ricordato i vertici del SUEM 118. Lo scorso anno oltre 1100 missioni sono state compiute da Falco e da Delta Eco, il secondo elicottero attivato in via sperimentale a Cortina grazie al contributo di Dolomiti Emergency. Abbiamo fatto degli interventi esponendo nel minor numero possibile le squadre a terra, no? Non dimentichiamolo questo. Abbiamo fatto la richiesta alla Regione Veneto, vediamo e speriamo nel prossimo futuro che questo elicottero venga stabilizzato nel tempo. Ora torniamo al Carnevale di Treviso, il bilancio è da record anche per la nostra lunga diretta di ieri. Dove si balla, fottitene balla, tra i rottami balla, per restare a galla, negli incubi mediterranei. Un evento fuori e dentro la città. Il Carnevale di Treviso chiude l'edizione 2023 all'insegna dei record. 100.000 le presenze in città per il Martedì Grasso, molte di più quelle che si sono collegate su Antenna 3 per la lunga diretta, iniziata alle 14.30 ma già anticipata nel corso della nostra prima edizione. Oltre 175.000 telespettatrici e telespettatori, dalla consegna delle chiavi della città alla Re e alla Regina, alla premiazione del carro più bello, una sfilata di emozioni e colori che abbiamo portato in tutte le case dei veneti. Un'invasione di mascherine, coriandoli e tanta allegria, una città in festa dopo 4 anni di stop e limitazioni dovuti alla pandemia. Vedere tutti questi sorrisi, vedere tutta questa gente, sentire questa... Bellissimo, bellissimo, era ora di tornare alla normalità. Cosa direbbe Franco Crespan? Avanti sempre! Esatto, avanti. E allora sempre avanti. Piaciuto il Carnevale, sì o no? Da Piazzale Burchiellati a Piazza Duomo, ogni angolo del capoluogo ha avuto il suo momento di spensieratezza fino al gran finale. Vince Carnevale a Treviso 2023 con il tema del Re Leone. Carlo Proloco, Sant'Angelo! Davvero tutti molto belli, però dico che forse i veri vincitori sono il pubblico, perché sono tantissimi, sia quelli presenti che quelli a casa, e quindi darei il premio agli spettatori che sono tantissimi, adesso li stiamo finendo di contarli, quindi per me oggi hanno vinto tutti. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, poi l'edizione di Venezia. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo.
L'alta pressione finalmente lascia la presa sull'Italia, permettendo l'arrivo di perturbazioni e dunque ci attende una fase dinamica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 23 febbraio ci mostra un cielo coperto e nuvoloso. Sulla pianura di mattina avremo locali nebbie. Precipitazioni ben poche, in realtà con qualche breve piovasco a carattere sparso e quota neve attorno ai 1500 metri. Temperature stazionarie o in lieve locale aumento, minime tra 4 e 6 gradi, massime invece tra 8 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di cielo grigio con foschie e la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. Sulla fascia alpina possibile qualche breve schiarita. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo molte nubi con occasionali piovaschi. In giornata non si escludono delle schiarite. Temperature minime intorno ai 3-5 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.